Verona ha fatto una partita straordinaria ieri, incredibile, non finisce di sorprendere, gli cambiano tutti i giocatori, tutti infortunati, gioca la grandissima con il Milan, è vero. quasi porta a casa i 3 punti, abbiamo il condottiero giallo-blu, vediamo se siamo in grado già di collegarci con mister Penso che abbiamo Juric. sofferto tanto ultimi 30 minuti. Siamo in diretta. Mister, Scusa, ieri che aveva altra pettinatura. Vabbè. Buonasera, è un onore davvero averla. Le dichiarazioni di Setti, al quale salutiamo e mandiamo ovviamente in bocca al lupo di pronta guarigione. Avete un po' fatto la pace, no? Perché lui insomma parlava del bilancio, ha detto che noi dobbiamo dare un occhio al bilancio, lei ha dato delle stoccate pesantine alla società. un po' esagerato. Qua, scusate, adesso vi vedo, posso vedere. Sì. Buonasera mister. No, non capivo se parlavano quelli di là o parlavano di quelli di qua. Parla di quelli di qua, sì. Cioè no, allora io non dico più niente, non voglio dire più niente di mercato, se no mi licenzia allora. Però devo dire, insomma, Setti è furbo, cioè lui c'ha ragione perché i skate sono suoi e con skate uno fa quello che vuole. Certo. Dico solo che poteva sbregarsi un po' di più, dai, insomma. Ma sì, a me piace chiarezza, sincerità, ugualità, fraternità. Sì, ti faccio esempio, come quando uno ha bella macchina, no? Dice, vabbè, io ho bella macchina, vendo bella macchina. Vendo bella macchina, prendo più soldi di quella che io ho pagata. Cioè uno dice, allora vabbè, hai fatto plusvalenza po', vabbè, ho fatto plusvalenza po'. Adesso uno pensa, beh, adesso con i soldi che tu hai preso prendi altra macchina più bella ancora, tutti aspettano. E invece uno ti prende Palio Weekend. Cioè no BMW, capisci? E magari anche color PRA, che anche quello ha il suo motivo. Allora uno dice, ok, vabbè, io non dico niente, io prendo atto, no? Io ho Palio Weekend color PRA, allora vabbè, io metterò in testa Capella, fa vecchiotto con Capella, però dopo non dire che lamentare, che dire non hai vinto Gran Premio, io fa quello che può, però cioè, Presidente ha ragione, che sono suoi, c'è Covid, c'è tutto, e allora bisogna che sono suoi, avanti così. Taccagno. No, aveva il microfono aperto. Siamo in conferenza, zitti per favore. Ce l'aveva no, perché sembrava fosse rivolto al presidente. Ma veniamo invece alla partita di ieri, perché effettivamente ha fatto il massimo con la Palio Weekend, come dice lei, nel senso cambiano i giocatori, è qualcosa comunque di impressionante. Verona che stupisce, mister. Mattasi, va là. Sembrava partita, cioè Siori contro Pitocchi. Sono contentissimo dei miei calciatori, hanno dato tutto. Mancava, guarda, proprio un pelo di filtro al campo quando è andato fuori Magnani e Davidovic. Mi spiace tanto per ragazzi, ma una dietro l'altra. C'è un momento difficile, è tutti rotti veramente, però noi cerchiamo insomma di dare il massimo, si è dato una spiegazione? Però Zaccagni in nazionale l'ha tirato un po' sul morale ancora. Beh, certo. Bella notizia. Che domanda del piffero. Grazie. No, certo che sì, sono veramente soddisfatto per ragazzo, per Zaccagni. Mi sono domandato, cioè, fino adesso Mancini aveva Occiai confoderati di prosciutto. Voglio dire... io vedo che ti convoca anche Ossi da Brodo certe volte e non convoca uno come Zaccagni. Dato che ha parlato di Ossi da Brodo, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore: qual è il suo piatto preferito? Beh, anche gli ossi di porco, quando tu fa quelli che quando mangi ti tacchi in bocca, no? Con la codega. Stiamo sforando? Sì, piace buoni, piace, sì, vabbè, leso con PRA, mi piace passessata di cavallo.